E come detto in apertura parliamo anche di queste terre volute, un nome azzeccato per il Festival della Bonifica che si è svolto in questi giorni a San Donà di Piave e come da tradizione ha coinvolto anche i più piccoli. L'acqua è molto importante, non va inquinata e che qui nel Veneto c'è stato un grande lavoro per bonificare le paludi. E se tu devi darmi un'opinione su questo lavoro, cosa mi dici? Lo dovrebbero fare tutti i ragazzi, perché all'inizio non sapevamo queste cose come i consorzi e altre come bonificare le idrovore. A parlare sono i cittadini di domani, giovani studenti delle scuole venete, invitati a partecipare ad un concorso promosso da Ambi Veneto nell'ambito della Settimana Nazionale della Bonifica. Al centro del dibattito l'elemento acqua, un tema trattato da ragazzi ed insegnanti per sensibilizzare le giovani menti e far conoscere la storia di un territorio che dell'acqua ha fatto tesoro. Sì, oggi abbiamo concluso un percorso importante fatto con i ragazzi, è iniziato ancora nell'autunno scorso, quasi 250 ragazzi che abbiamo messo all'interno di un progetto che si chiama Acqua, Territorio e Ambiente, alla scoperta del meraviglioso mondo dell'acqua, attraverso un percorso non solo di formazione ma anche di laboratori multimediali usando tecnologie per avvicinare i ragazzi alla tematica dell'ambiente, dell'acqua, della sicurezza idraulica e attraverso i loro linguaggi. Sono usciti dei prodotti meravigliosi che oggi abbiamo visto tutti insieme in questo incontro e abbiamo poi premiato con soddisfazione tutte le classi e i loro insegnanti che si sono resi disponibili a accompagnare i ragazzi in questo percorso. Un concorso che si inserisce nelle iniziative promosse da Terre Volute, secondo Festival della Bonifica tenuto a San Donà di Piave, che ha impegnato gli 11 consorzi del Veneto in un appuntamento che tra tavole rotonde, simposi, mostre e spettacoli ha come obiettivo quello di avvicinare la collettività al tema dell'acqua inteso come volano di sviluppo e come valore per agricoltura, comunità e paesaggio. Questo progetto è un progetto per i ragazzi, però siamo all'interno di un festival che è il Festival della Bonifica, Terre Volute, che sta all'interno di un altro grande contenitore che è la Settimana Nazionale della Bonifica. Noi siamo impegnati come consorzi nel divulgare sempre di più ed avvicinare i cittadini alla conoscenza del proprio territorio attraverso le nostre attività, con obiettivo quello di aumentare la consapevolezza che conoscendo bene il territorio, conoscendo come si è formato, come è stato generato, come l'azione dell'uomo lo ha trasformato, impariamo anche a conservarlo e a mantenerlo in uno stato che ci possa permettere anche per le generazioni future di vivere in un territorio meraviglioso come quello della nostra regione.